Ciao a tutti, sono Gianna Vallese, consigliere comunale uscente del Partito Democratico. Vorrei presentarvi le donne che sono qui vicino a me, che sono le candidate per le prossime elezioni del mio partito. A loro affido le caratteristiche del mio mandato elettorale, che vuol dire impegno, entusiasmo, capacità di ascoltare, di imparare e di fare, senso dell'onore e della responsabilità, perché è un onore essere consiglieri comunali ed è una grossa responsabilità perché si decide per la cittadinanza, per il bene comune. Vorrei invitare le donne che sono numerose nella lista elettorale a dimostrare quanto valgono, perché la loro esperienza che traggono dal mondo del lavoro e dall'impegno familiare le può aiutare. Vorrei sollecitarle ad essere sempre partecipi, perché la partecipazione, l'essere presenti, l'essere coscienti di rappresentare la città è una caratteristica fondamentale a mio avviso. A loro, alle nuove candidate, consegno questo simbolo. Mi chiamo Marta Camatta e le nostre proposte per i giovani sono la creazione di un portale interattivo gestito dai giovani per organizzare eventi e progetti, snellire le procedure burocratiche per realizzarli e creare una struttura, magari riqualificando un'area dismessa per attuarli. Mi chiamo Valentina Calderan. Le nostre proposte per la cultura sono valorizzare il territorio del Basso Piave aprendoci a prospettive nazionali ed europee, far sì che la cultura diventi indicativa della qualità della vita e del benessere dei cittadini, costruire il progetto culturale di San Donà mettendo i cittadini e le cittadine al centro. Mi chiamo Serena Boldrin. Le nostre proposte per una città intelligente e innovativa sono rendere i servizi efficienti e efficaci grazie a una loro informatizzazione e orari di apertura orientati alle esigenze di cittadini e imprese, creare e sostenere le relazioni della e nella città attraverso le consulte e gli incontri in quartieri e frazioni. Mi chiamo Elisa Veronese. Le nostre proposte per la mobilità sono la pedonalizzazione del centro cittadino, la messa in sicurezza delle piste ciclabili, una mobilità a misura di donne, bambini ed anziani. Mi chiamo Cinzia Fedrigo. Le nostre proposte per i diritti e le pari opportunità sono favorire i servizi per la prima infanzia e l'autonomia di disabili e anziani, sostenere l'integrazione e i diritti delle seconde generazioni, promuovere iniziative contro l'omofobia e la violenza sulle donne, diffondere la pratica del bilancio di genere. Mi chiamo Francesca Zottis. Le nostre proposte per la sicurezza e la legalità sono la promozione della sicurezza di ogni singola persona, un'educazione alla prevenzione, un tavolo permanente per la legalità, la valorizzazione e la creazione di aree ricreative nelle frazioni e nel centro, come centri civici, come luoghi di incontro per giovani, come centri per anziani, un'illuminazione diffusa in tutta la città a basso impatto ambientale. Mi chiamo Fali Fatima. Le nostre proposte per il sociale e la famiglia sono lottare contro ogni tipo di discriminazione, lavorare in sinergia con le associazioni di volontariato e privato sociale, favorire le possibilità di incontro tra cittadini e comune e sostenere le famiglie che hanno a casa malati, disabili e anziani non autosufficienti. Mi chiamo Zeudi Polarti, le nostre proposte per lo sport sono la ristrutturazione degli impianti esistenti e la creazione di una cittadella dello sport polifunzionale per favorire la tutela della salute e la partecipazione delle persone di tutte le età. Mi chiamo Erika Zara, le nostre proposte per la salute sono quelle di tutelare e migliorare la salute di tutti i cittadini sia attraverso la prevenzione che attraverso dei servizi sanitari rapidi e di qualità. Inoltre di informare i cittadini sulle campagne di prevenzione, valorizzando tutti quelli che sono i servizi sanitari del nostro territorio.
Mi chiamo Patrizia Loyola. Le nostre proposte per lo sviluppo e il lavoro sono creare spazi coworking e servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, rivitalizzare il centro cittadino, valorizzare le produzioni tipiche e la filiera turistica, sostenere l'innovazione perché San Donà possa diventare un polo di innovazione produttiva. Mi chiamo Maria Grazia Murer. Le nostre proposte sono tagliare le spese, possiamo ridurre di €500.000 l'anno del bilancio comunale, possiamo unire i servizi della città del Piave per produrre servizi migliori per i cittadini, possiamo ridurre le spese della politica diminuendo il numero degli assessori, insomma possiamo fare di più e di meglio, con meno, e questa è una specificità delle donne, no? Mi chiamo Lorena Marin e la nostra proposta per l'ambiente è l'invito ad una nuova sfida. Ci assumiamo insieme la responsabilità di essere noi l'ambiente? Il nostro paesaggio è invidiabile, è una preziosa risorsa a cui attingere ora a nuove opportunità, da lasciare poi in eredità ai nostri figli. Lavoriamo insieme perché ciò si realizzi. Mi chiamo Giulia Pasini. Le nostre proposte per la scuola poggiano su alcune parole chiave: accoglienza, attenzione, integrazione, sicurezza, accompagnamento, per una scuola che sia di tutti e aperta per tutti.